La mia conculina studia medicina e mi ha invitato a donare il midollo. E tu cosa fai nella vita? Studente dottorando di astrofisica. Come ci si sente da appena tipizzati? Va bene, si vede che ci si sente che si è fatta una buona opera, almeno che può servire, ecco. Cosa fai nella vita? Io studio, gioco a rugby, Cosa studi? studio scienze forestali. Obiettivo almeno 800 tipizzazioni, ovvero reclutare almeno 800 potenziali donatori di midollo osseo tra gli studenti del BO, 800 come gli anni dell'università. È iniziata la campagna di sensibilizzazione proposta da Admo Veneto, che ha sancito un'intesa con l'Ateneo in occasione dello storico compleanno per avvicinare i giovanissimi alla donazione di midollo. La risultata è stata molto buona, per adesso abbiamo circa 400 iscrizioni nella nostra tipizzazione, ma ovviamente il nostro obiettivo sono gli 800 come gli anni dell'università. Abbiamo avuto una buona risposta anche da parte di tutta la comunità studentesca, di tutti i ragazzi da moltissime facoltà che stanno proprio venendo qui in Policlinico Universitario per tipizzarsi e diventare nuovi donatori. La prima fase della tipizzazione è un semplice colloquio per valutare lo stato di salute. Per essere idonei è necessario avere tra i 18 e i 35 anni e non avere particolari malattie. Poi si procede ad un tampone salivare per la mappatura del DNA e l'iscrizione nel registro dei donatori. Noi abbiamo bisogno di raccogliere la saliva del donatore in un piccolo recipiente e questa saliva liquida proprio contiene tutte le cellule buccali della bocca, da cui noi estrarremo il DNA. Nel caso si venga proprio selezionati perché a posteriori della tipizzazione si risulta potenzialmente compatibili per un paziente, allora si viene richiamati per un test di conferma e in quel momento il colloquio sarà un attimo più approfondito proprio per testare la disponibilità e le condizioni di salute proprio a ridosso di una donazione più imminente. In prima linea per sensibilizzare e aiutare nelle procedure di tipizzazione ci sono gli studenti della Scuola di Medicina di Padova. I prossimi incontri saranno il 7 e il 13 dicembre nell'Aula Morgagni del Policlinico dell'azienda ospedaliera, infine quello del 12 dicembre a Treviso.